Assolutamente sono dei conservatori, non vogliono modificare, non vogliono innovare la sanità del Veneto. Pazienza, se ne faremo una ragione, comunque la maggioranza in questo momento non mi pare voglia cedere ai ricatti delle opposizioni. Questa è la dura presa di posizione del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti sulla piega che la discussione sulla riforma della sanità ha preso in aula. Dopo una settimana e mezzo di dibattito, nel pomeriggio si stava votando ancora gli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1. Il ritardo accumulato è pesante. La maggioranza parla di emendamento selvaggio e opposizione bieca, ma le minoranze non hanno intenzione di fare marcia indietro perché dicono si rischia di compromettere il comparto sanitario veneto se la riforma dovesse passare così come è stata elaborata. In poche mani ci sarà un comparto importantissimo con un budget importantissimo a sua volta e quindi noi vogliamo che ci sia più federalismo in questa riforma. Ecco perché stiamo facendo opposizione per tentare di far inserire degli emendamenti che darebbero una configurazione a questa norma più a misura di cittadini veneti. Noi continueremo la battaglia negli interessi dei veneti, non abbiamo nessuna intenzione di farla per demagogia, che sia chiaro questo, ma il nostro obiettivo è quello di tutelare la salute dei veneti, in particolare con 3 principi base. Risorse standard per tutto il Veneto, l'abolizione di ticket e un per ultimo le quote residenziali nelle case di riposo nei CEOD. Sta di fatto che se si va avanti di questo passo ci vorranno mesi per approvare la legge. Difficile farlo digerire ai veneti. E chi paga per questo ritardo, si chiede l'assessore al sociale Manuela Lanzarin. Io voglio garantire, rassicurare, per quanto mi è possibile, che non si smantella assolutamente il sistema socio-sanitario di forte integrazione veneta, vengono mantenute il ruolo dei territori, delle conferenze, comitati dopo, con anche i poteri che hanno oggi e lo strumento dei piani di zona che diventa uno strumento importante appunto per la programmazione sul territorio delle politiche sociali.